C'era una volta una penna. Ne uccide più la penna che la spada, dice un vecchio detto. E poi c'ero io, che la stringevo tra le dita, sapendo che poteva mettermi le ali e portarmi in alto. Ma partiamo dall'inizio. Io sono un giornalista e questo mestiere me lo sono sudato. Sono nato in Sicilia e lì sono cresciuto, nella semplicità della mia famiglia e del mio modo di essere, fin quando arrivò la laurea in giurisprudenza. Scrivevo come chi ha sete di giustizia, riuscì addirittura ad avere un giornale tutto mio e ad intervistare i grandi boss. La gente doveva sapere. Perché lottare da soli è già qualcosa, ma lottare tutti insieme è la grande forza che serve per essere liberi. Io sono ancora vivo, leggete i miei testi, state ancora ascoltando le mie parole, perché qualcosa di miracoloso è successo. Per il mondo fisico posso anche non esistere più, ma vi dirò, una penna mi ha salvato, sì, proprio quella con cui ho impresso le mie parole per l'eternità. Quel semplice oggetto ordinario mi ha reso immortale, mi fa continuare a lottare e continua a far conoscere. Qualcosa di miracoloso è successo, ho vinto contro di loro. Nulla è invano e sono qui a dirvi di sperare, lottare, esprimere le vostre idee e di non aver paura.